questo è il frigorifero, delle che ho immondizie. Contarina non passa dopo Ferragosto per raccogliere il rifiuto organico e allora le scoasse finiscono in frigorifero. E questa è la singolare soluzione adottata dalla signora Betty Continetto, che con il marito Daniele vive in uno dei tanti appartamenti nei condomini di Via Delisa nel quartiere di San Zeno a Treviso. Tanti 7 giorni filati per tenere il rifiuto organico fuori casa senza incorrere in inevitabili incontri poco gradevoli. Perché nel giardino arrivano i topi Sì, ma Contarina? e Contarina non ne frega un cavolo. E a conferma dell'affermazione ci fa vedere il calendario con i giorni di raccolta che per la settimana di Ferragosto passa da lunedì a lunedì, con 7 giorni filati di rifiuto umido in casa. Arrivano lunedì prossimo, per cui da lunedì abbiamo l'umido o fuori in giardino o in terrazzo oppure dentro il frigorifero. Lei dice 7 giorni con questo caldo? Non va bene. Una scelta obbligata ma anche polemica per quanto si paga in relazione al servizio, considerando tra l'altro che il calendario non è uguale per tutti e che magari sarebbe bastato allargare un po' il raggio di raccolta per evitare un disagio che coinvolge l'intero quartiere. Intanto i rifiuti organici di tutti finiscono in frigo. A mangiare de amicetta qua, poverina, che non lo va a mangiare, ho messo qua. Dove lo metto? Dove lo metto? Sotto il letto? E se lo metti fuori cosa succede? Che se mangi i topi? L'altro giorno una bestia da 1 chilo, un topo da Drio. Contarina paga 120 euro.